Buonasera, benvenuti e ben ritrovati per la terza giornata del campionato di Serie A1. Siamo nuovamente in diretta dal palazzetto polivalente di Via Mercurio a Grosseto. Terza giornata di campionato, in campo fra pochi minuti l'Edilfox contro il GDS Impianti Forte dei Marmi. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo. In questo momento il Forte dei Marmi, squadra titolata con l'obiettivo questa sera di proseguire nella scalata verso le prime posizioni, in maglia rossa. Fa adesso ingresso in campo l'Edilfox Grosseto a punteggio pieno dopo 2 giornate di campionato, a matricola maremmana, che ha battuto all'esordio nel derby della provincia grossetana il Galileo Follonica, e poi si è andata a ripetere a Monza. Forte dei Marmi che ha avuto una battuta d'arresto in avvio di stagione alla prima giornata di campionato, perdendo a Sarzana e rifacendosi col Trissino, una gara ritenuta da molti una finale anticipata di quello che potrebbe essere il proseguo del campionato che comunque è solo agli albori. Terza giornata di questo torneo. Vediamo schierati in campo le formazioni, i due arbitri, anzi vediamo la terna, i due arbitri che arbitreranno l'incontro sono Giovanni Andrisani e Mauro Giangregorio. Con me qui a fianco c'è anche Gabriele Buffoni, collega giornalista che segue Forte dei Marmi o comunque tutta quanta la costa versigliese. Gli do il buonasera e posso dirlo chiaramente, mi avvarrò di lui soprattutto per commentare, per dare risalto a quella che stasera va in cerca, insomma, di risposte importanti, ovvero il Forte dei Marmi. Sì, buonasera a tutti. È una serata in cui il Forte dei Marmi deve cercare conferme dopo la bella prestazione di pochi giorni fa, perché ha giocato il posticipo infrasettimanale con il Trissino, vincendo in maniera molto convincente 5-3. Stasera è in casa di una di quelle che potremmo definire la grande sorpresa, no, di questo avvio di stagione, perché il Grosseto neopromossa nessuno si sarebbe aspettato né la vittoria nel derby di prima giornata col Follonica, squadra molto più possiamo dire completa sotto il profilo tattico della formazione, e poi è andato a prendere 3 punti molto importanti in ottica salvezza, che è l'obiettivo comunque della squadra di Federico Paghi, sulla pista di Monza, che è una pista non facile, se lo ricorda bene il Forte dei Marmi, che in alcune stagioni, specialmente in ottica a livello di playoff, nelle prime partite si è spesso scontrato con il Monza e qualche volta ci ha anche perso. Quindi è una partita molto interessante. Io mi aspetto di vedere un bel Grosseto con il coltello tra i denti stasera, perché ovviamente è la squadra che ha meno da perdere, anche perché il Forte dei Marmi è arriva a questo incontro un po' acciaccato, così come ci è arrivato col Trissino, con l'assenza di Maremmani e con un Burgaia che difficilmente verrà utilizzato da mister Orlando. Sì, praticamente ha introdotto un po' quello che poi è stata la nostra chiacchierata prepartita. Manca Maremmani nel Forte dei Marmi, Burgaia praticamente è a mezzo servizio, probabilmente non entrerà se non c'è necessità. Recuperato in extremis Giovannetti da un'infiammazione, quindi insomma Forte dei Marmi che è un pochino, diciamo così, in difficoltà per mettere in campo questa sera la formazione migliore. Invece viaggia sull'ali dell'entusiasmo la squadra di Paghi, la formazione maremmana. Chiaramente questa sera punta sicuramente a una difesa ottimale e alle rapide ripartenze. Adesso c'è la presentazione della formazione maremmana. Davo spazio anche a quelle che sono state le parole prima del match. Le due squadre si sono affrontate nella pre-season, anzi proprio praticamente nei giorni che precedevano l'inizio del campionato. L'amichevole vinta da Forte dei Marmi a Grosseto, direi anche mettendo in campo un buon gioco, anche se non dal punto di vista del risultato, però indicazioni che hanno ulteriormente confermato all'allenatore Paghi. Federico Paghi ha confermato le sue impressioni, cioè Forte dei Marmi, squadra che punta a vincere lo scudetto, comunque fa parte dell'elite
magari insieme al Trissino. Gabriele, che dici? Sì, diciamo che questo campionato che comunque è molto equilibrato, ci sono Forte, Trissino e Lodi che sono le tre, diciamo, principali pretendenti, poi Valdagno e Bassano, ma anche Follonica potrebbe tentare se riesce a riprendersi da questo avvio un po' a stenti di campionato. Il Grosseto, come dicevo, punta ovviamente all'obiettivo classico che è quello della salvezza in categoria, è un obiettivo di tutto rispetto e tra l'altro come dicevi tu nel precampionato si è visto un buon gioco da parte del Grosseto, anche se nelle due amichevoli giocate col Forte dei Marmi poi il risultato non ha premiato la squadra di Paghi, però è una squadra che sta trovando la sua identità. Mi viene in mente un Fantozzi che è maturato molto, forse in questa stagione sta mostrando, dopo il passato a Follonica e a Sarzana, un po' una maturazione a tutto tondo. Poi insomma giocatori come Rodriguez, come Saavedra, che sono giocatori per questa categoria comunque importanti. Sono un po', diciamo così, scommesse, potevano essere le scommesse che si può permettere una neopromossa e che per il momento stanno ripagando. Sta vedendo la crescita di giocatori che magari nelle esperienze, nelle poche esperienze che hanno avuto in A1 non si erano ritagliati un grande spazio. Invece abbiamo visto all'esordio, soprattutto nel derby col Follonica, abbiamo visto che c'è già una forte intesa e comunque la formazione maremmana non può prescindere da una grande difesa contro avversari di rango. Mentre lo stesso Federico Paghi ha definito doverosa la vittoria sul Monza, poiché squadra impegnata perlomeno a nastri di partenza assieme al Grosseto in quella che è la lotta per evitare la retrocessione. Obiettivo stagionale sicuramente dei maremmani è quello di mantenere la categoria e quello del Forte magari di ripetersi a alti livelli e vincere un altro scudetto. Cominciati i primi 25 minuti con la stoccata che viene per rompere il ghiaccio, anche se non è ghiaccio ma una pista mattonellato che viene utilizzato qua a Grosseto, l'impianto polivalente di via Mercurio, una pista piuttosto dura, ovviamente mattonella. È cominciato l'incontro quindi con il Forte dei Marmi che manovra dietro la porta di Saitta. Vediamo che nello starting five iniziale c'è Paghi insieme a Danna con Saavedra, Mario Rodriguez. Ovviamente più o meno quello che ci attendevamo per quanto riguarda l'Edil Fox Grosseto, che punterà soprattutto a una grande difesa. Ha chiamato nel pre-gara a una interpretazione a grande squadra che può fare di più l'Edil Fox, quindi il circolo pattinatori, che io mi domando se l'allenatore dopo 2 vittorie su 2 partite dice che può fare ancora di più oppure semplicemente, come è il suo solito, da grande motivatore, cercando di tirare il più possibile da questo inizio di stagione Federico Paghi. Vediamo le prime schermaglie in attacco per quanto riguarda le due formazioni. Stiamo entrando adesso nel secondo minuto di gioco. Marmi che manovra con una buona rapidità, scambi però qua sotto la nostra postazione ancora a centrocampo, poi alza la pallina senza trovare la deviazione, ma recupera comunque il possesso Rubio sulla destra, sale senza grossa pressione, tutto quanto raccolto davanti alla propria area il Grosseto, lascia libertà di manovra. C'è la conclusione che manca il bersaglio grosso vicino alla marcatura Casas. La Forte dei Marmi che cinge l'area piccola, c'è spazio sulla sinistra, la stoccata toccata con l'esterno del braccio di Motaran. Sfumano le prime azioni del Forte dei Marmi che ha disposto bene la circolazione di palla, infrazione da parte del Grosseto, cambia il possesso. Forte dei Marmi che quindi cinge subito d'assedio la retroguardia dei maremmani. Passati 2 minuti e 45 secondi di gioco, il risultato è di 0-0. Forte dei Marmi già
già con una buonissima occasione con Casas che veramente da ottima posizione poteva andare a realizzare. Qui c'è l'opposizione di Saitta sempre sul tentativo di Casas, sono un po' impallati. Quest'oggi ci sono 55 spettatori ammessi al palazzetto e secondo la capienza che sono attorno ai 200-250 persone, quindi ammessi 55 spettatori. La prima gara di campionato era stata disputata a porte chiuse e Mario Rodriguez ora va a assaggiare i riflessi di Gnata. Prima azione manovrata da parte dell'Edil Fox che prova, seguendo Saitta, ad avvicinarsi all'area dei Versigliesi. Paghi alza la pallina, comunque trova una deviazione. Gabriele. Sì, deve cercare di fare un po' questo tipo di gioco il Grosseto, come dicevi tu, forte difesa quando il Forte dei Marmi cerca di spingere un po' sull'acceleratore e poi cercare di sfruttare gli spazi che una squadra un po' più votata all'attacco come il Forte può lasciare. Abbiamo visto prima Rodriguez appunto scendere sulla corsia di sinistra e tentare di impegnare Ignata, che in questo momento sta discutendo con Andrisani probabilmente di un contrasto che ci è venuto a breve distanza da lui nella lunetta. Ricordiamo che appunto nessuno può sostare nella lunetta del portiere, però vediamo che Andrisani insomma sembra avere la situazione abbastanza in pugno, anche perché finora non mi è sembrata una partita particolarmente aggressiva sotto il punto di vista fisico. Una delle cose che può far quasi paura però che abbiamo visto nella prima giornata di campionato è che praticamente sentiamo le parole dei protagonisti dal vivo, soprattutto quando a porte chiuse ma con pochissime persone. Anche stasera 55 riusciamo anche a capire quello che si dicono i protagonisti proprio sul mattonellato. Qua la conclusione di Danna sotto misura, però non ha trovato la porta. Adesso si chiude la difesa del Forte che riparte sulla sinistra, porta Rubio la sfera oltre la metà campo ed è sempre lui a far circolazione con la manovra che è affidata ad Ambrosio. Ancora Rubio passa dietro alla porta e l'Edil Fox, 20 secondi ancora, comunque la stoccata a cercare la deviazione sul palo opposto, riparte Mario Rodriguez, mi serve Saavedra, però chiuso al momento della conclusione a due giocatori e rapidamente riparte il Forte dei Marmi che sta un po' interpretando anche come voleva fare l'Edil Fox, che riesce a ripartire rapidamente anche la squadra versigliese oggi in maglia interamente bianco, poi vediamo coperto con delle bordature rosse e blu che sono i colori sociali della formazione versigliese, tenuta completamente rossa con inserti bianchi per quella maremmana. Risultato di 0-0, 5 minuti esatti. Forte pressione sulla destra, si allarga per Casas dalla sinistra, duello in aria, Mario Rodriguez si fa valere nel duello con Ambrosio, lo anticipa, si butta Paghi fino in fondo alla pista, torna sui suoi passi, ha provato un forte assist al centro, non ha trovato compagni, conclusione invece sul primo palo coperta da Saitta per la ripartenza rapida del Forte dei Marmi. Ancora 0-0, gara comunque su buoni ritmi. La giocata con il bastone, chiede un intervento da Tergo, il giocatore del Forte, non ho visto il numero del giocatore, è il numero 5, sì, è Ambrosio che è andato vicino entrando praticamente in area di rigore. Ha tentato il numero su Paghi è riuscito intelligentemente a intuirlo, ha bloccato la sfera con la stecca, poi lui è incappato nel pattino, però non c'era fallo secondo me lì da parte di Paghi, ha ragione, insomma l'arbitro ha visto bene, nonostante Ambrosio giustamente da attaccante di grande esperienza ci abbia provato, possiamo dire in questa maniera, però insomma bella azione questa di Ambrosio che era riuscito a strappare palla, se non mi sbaglio proprio a Rodriguez, tentava di ripartire sulla corsia di destra. Situazione falli che va sull'1-1, ci stava fischiato un fallo anche ai danni del Forte dei Marmi, conclusione diagonale che passa al lato, ha provato a incrociare il Forte che mantiene l'attacco sotto porta e viene fermato nuovamente dal portiere ancora Casas vicino alla marcatura
risultato che resta sullo 0-0. Edifox che questa sera ha un grande affare nel bloccare l'attacco del Forte. Danna, stretto e chiuso, gli viene portata via palla da Motaran. Siamo già sulla banda opposta, la conclusione con Mario Rodriguez che si oppone con i pattini. Settimo minuto di gioco, risultato di 0-0. Questo assist di Saavedra per servire Mario Rodriguez che si impossessa della palla, ma poteva arrivare direttamente al tiro, anche smarcato. Paghi anticipato da un avversario a Casas che resta a terra, che si lamenta. Andrisani fa cenno che non c'è il fallo che veniva richiesto. Grosse le lamentele di Casas che poteva ripartire, anche se ha un po' impuntato poi su questo bellissimo anticipo che ha fatto Gabriele. Sì, chiedeva l'aggancio Casas che avrebbe comportato poi il cartellino blu per Stefano Paghi. Anche a mio avviso sono d'accordo con... Sì, no, ma sono d'accordo con l'arbitro, non c'era, perché qui ha rubato la pallina molto bene Casas in anticipo, poi però nella frenata ha impattato lui contro Paghi, non c'era volontà. E ancora che si spiega con Andrisani. Sì, certo, sicuramente il non lì poteva essere molto pericoloso. Il Grosseto deve stare molto attento a questo giocatore perché suggerimento di Paghi che viene bloccato dalla retroguardia contro il Marbi che si ripropone 3 contro 3 e si salva ancora che si allunga, riparte ora Danna al centro per Saavedra, allunga per Paghi che prova a colpire ma sopra la traversa, ha cercato di infilare Gnata mirando alla traversa, la parte alta della porta difesa da Gnata. Siamo già sul versante opposto, 30 secondi per il Forte Marmi che però corre, fa molto ritmo. Motaran, il capitano, palla vagante spazzata da Paghi, Danna non riesce a mantenerla, c'è spazio ancora sulla sinistra, un'altra steccata però fuori misura. Ancora il capitano del Forte dei Marmi che prova la conclusione, riparte Saavedra sulla sinistra, era buono l'assist per Danna, palla a mezza altezza che non viene colpita col bastone, si fa sfuggire l'avversario sulla sinistra, c'è l'opportunità di accelerare ulteriormente per il Forte dei Marmi, la finta di Casas. Adesso è tutto schierato a protezione della propria area il circolo pattinatori Grosseto. Rifiata anche la manovra dei Versiliesi sul primo palo, la sbroglia Saitta, supera la metà campo Saavedra, sempre 0-0. 19 minuti e 30 secondi di gioco passati a Palazzetto di Via Mercurio. Gara che il Forte dei Marmi sta interpretando come ci si attendeva, mettendo pressione, concludendo, poi in affanno l'Edifox che per ora riesce a difendersi. Si è visto poco in attacco, adesso ripartenza veloce, 3 giocatori, la parata di Saitta con il corpo, tutte azioni rapide del Forte dei Marmi che riesce in rapidità a scardinare. Ci dicono che c'è qualche problema ogni tanto col microfono che salta. Vediamo, cerchiamo di mantenere la nostra postazione magari più vicino possibile alla telecamera per problemi del filo del microfono. Ancora una conclusione sulla sinistra da parte di Rubio, fuori misura, riparte ancora l'Edifox, un Mario Rodriguez in mezzo 2, viene chiuso però questa volta in maniera fallosa. C'è stato il classico sandwich sul giocatore argentino. Abbiamo sentito le veementi proteste di mister Orlandi, in effetti il fallo l'ha fischiato, poteva esserci, non esserci, era un contrasto comunque di gioco. Abbiamo visto Orlandi lamentarsi un po' con l'arbitro, dice dovresti fischiarli tutti, era un po'
era un po' arrabbiato, ma mi sembra comunque anche dal conteggio dei falli 3-1 siamo ancora a livelli bassi. Partita comunque su un buon ritmo, stanno provando tutte e due molto bene. Rodriguez in difesa del Grosseto ci ha salvato 2 o 3 occasioni. Riparte il Forte dei Marmi, 4 giocatori già nella metà campo, va a tentare l'assist per Casas che non riesce a concludere. Comunque rapidi gli scambi, queste geometrie nella metà campo maremmana. Adesso con la difesa schierata va ancora una volta Saavedra a bloccare le linee di passaggio, recupera Mario Rodriguez che si accentra, ha 3 giocatori su di sé, deve allargare per Fantozzi. Fantozzi ricomincia come vertice basso, poi la botta dalla distanza fuori misura, ha provato Fantozzi, qui recupera in transizione Paghi mantiene la sfera per Saavedra che si sposta all'argentino tutto sulla sinistra, non c'è nessuno però dei compagni, c'è solo Paghi a dargli man forte che è fortunato in questo rimpallo, prova a far passare la palla sotto il pattino e poi con un scavetto trova Gnata, parata e ripartenza. Forte dei Marmi che si ripropone in avanti, contatto con Paghi da parte di Motaran, tutto regolare per Andrisani, si prosegue, Edil Fox all'angolo con Rodriguez, Saavedra 0-0, andata via a metà del primo tempo, visto una prima buona occasione un po' dalla caparbietà di Paghi, conclusione che non ha trovato impreparato Gnata. Metà tempo se n'è andato, attacca il Forte dei Marmi, torna sui suoi passi Casas, versante opposto, c'è una pallina contesa che scivola dietro la scheda di Saitta, poi la sbroglia Saavedra che si porta dalla parte opposta nella metà campo versiliese. È entrato Federico Buralli, non aggancia Mario Rodriguez, finta il tiro Casas, torna sui suoi passi, Buralli intercetta, va alla conclusione dalla lunga distanza. C'è stato forse il tocco del portiere di Gnata con Andrisani che fa cenno che si riprenderà dall'angolo dal vertice basso proprio alla nostra destra con Saavedra. Possesso grossetano perché è stato Gnata a deviare poi fuori misura la pallina. Saavedra che ha ricevuto da Buralli, Rodriguez come vertice della manovra, ora sceglie di far correre il cronometro, 35 secondi per l'attacco della formazione maremmana, conta Gian Gregorio che non accelera e non affonda l'Edil Fox, ora prova ad andare via in mezzo a 2 giocatori, perde la sfera, Buralli però fa buona guardia su Ambrosio, sfuma il possibile break della formazione versiliese, sempre 0-0, 14 minuti di gioco praticamente conclusi, perso una protezione Buralli, gli arbitri fanno proseguire una protezione del giocatore maremmano che è nella metà campo del circolo pattinatori, torna indietro Fantozzi, ora interviene Gian Gregorio, fa rimuovere una ginocchiera di Buralli che è stata persa nello sviluppo precedente. 15 secondi, 0-0, questo insomma primo tempo forte in controllo ma non si sblocca. Sì, per ora è un po' come l'avevamo prevista, no? Con un Forte che cerca un po' di spingere e il Grosseto che cerca di approfittare del contropiede. È entrato bene Buralli, ha fatto già un paio di interventi buoni soprattutto nella parte difensiva, che in offensiva ha fatto quel tiro di prima un po' fuori misura, difficile impensierire Gnata così. Intanto attenzione perché proprio Buralli poteva andare al tiro, non ci è arrivato per un soffio. Dall'altra parte Giovannetti che è entrato in questo momento e che ha fatto già molto bene con il Tristino, segnando anche un gol. Lui è uno dei giovani del vivaio Forte Marmino, uno su cui si punta parecchio a Forte dei Marmi per la crescita insomma della squadra un po' più fatta in casa. Però ecco, come dicevamo, Forte che sì, per il momento sta controllando, sta dosando, l'impressione che ha è che stia dosando molto le energie, perché comunque la partita di mercoledì è stata per 50 minuti veramente ad altissima intensità, quindi è chiaro che Orlandi non vuole forzare troppo a quanto pare la squadra. Ha avuto un'occasione allo scadere dei secondi d'attacco Buralli su un'azione caparbia di Saavedra che era
dietro la porta di Ignata. Non c'è stata poi l'opportunità di concludere. Per quanto riguarda il Forte dei Marmi, comunque diciamo gestisce, però quando è appena possibile riparte rapidamente, insomma in velocità, predilige attaccare quella che è una retroguardia abbastanza solida, quella è attenta, quella dell'Edifox, in velocità quando possibile. 9 secondi per l'attacco, prova a fare tutto da sé Paghi, va a sbattere contro la retroguardia, resta a terra, colpo al volto. Colpo al volto Ambrosio, vediamo se ci sarà l'intervento, speriamo non sia nulla di particolare. Stefano Paghi aveva provato ad andare da solo, a far tutto da sé in area di rigore. Sì, probabilmente sbracciando Paghi ha colpito, credo involonariamente, o almeno così hanno giudicato gli arbitri, tant'è che non hanno fermato l'azione, il volto di Ambrosio. Poi aveva girato dietro porta con Motaran, Ambrosio è rimasto a terra, giustamente, insomma adesso si è fermato il gioco, vedo che si tocca il naso o il labbro superiore, no forse il labbro perché sta togliendo i paradenti Ambrosio. Ora giustamente va alla palla giusta, probabilmente lascerà un attimo la pista, però ecco, intanto se diamo un'occhiata anche alle altre piste, noi toscani insomma ovviamente diamo un occhio al Follonica. Purtroppo non sta cambiando marcia in questo campionato l'altra squadra maremmana, sta perdendo 2-0 in casa proprio qui vicino contro il Valdagno, mentre Monza e Montebello sono sull'1-1, Bassano sta vincendo 1-0, quindi per ora questa è l'unica pista di stasera che ancora non si è sbloccato il risultato. 0-0, 15 minuti e 15 secondi di gioco. Parte forte sulla sinistra, Casas prova a fare tutto da sé, ha incrociato un'ottima conclusione con il guantone Michael Saitta, scambio veloce Buralli e quasi supera anche Ignata. Con la mano destra si allunga, opportunità per parte, ha risposto rapidamente anche l'Edifox alla sortita del Forte dei Marmi, si resta sullo 0-0, situazione falli per il momento diciamo irrilevante, 3-1 i falli per 3 quelli rilevati per il Forte, 1 per la formazione di casa. Forte Marmi ancora alla conclusione con il capitano, nuovamente la difesa chiusa a riccio, ora Buralli si getta la sfera in avanti, va nell'angolo, sono 2 giocatori su di lui, è improbabile questo tentativo di far proseguire per Saavedra, la conclusione che poteva trovare Casas sulla traiettoria. Forte dei Marmi ancora che cinge d'assedio dietro la porta di Saitta, dalla lunga distanza colpisce Mario Rodriguez, questo tentativo dalla lunghissima di Motaran. Saavedra mantiene il possesso, 40 secondi per l'attacco, riesce a sorpassare la metà campo l'Edifox, vediamo che cerca di rifiatare. In questo momento la difesa del Forte dei Marmi è tutta schierata, accelera Fantozzi, rigettato indietro da doppia chiusura in mezzo a 2 avversari, non riesce a scappare via, la palla se ne impossessa Rubio, che serve Motaran sulla destra, prova a far correre, ruba Saavedra, Fantozzi per Saavedra, Saavedra Fantozzi al lato e conclude, non chiude. Termina alla sinistra di Ignata, buona l'opportunità per la ripartenza dell'Edifox. Qui ingaggia un duello Giovannetti con Saitta. E quella è stata una grandissima occasione per Fantozzi, questo ragazzo è stato... attenzione, Saavedra ci è andato vicinissimo. Però Fantozzi, dicevo, veramente forse potrebbe essere l'arma in più per questo Grosseto, perché è un giocatore che è già a Sarzana con Bertolucci, aveva dimostrato grandissima rapidità, grande visione di gioco, l'abbiamo visto, poteva ripartire e tentare l'azione personale, invece ha colto da quasi no look l'arrivo di Saavedra per l'1-2 in velocità. Molto molto bravo, un po' di sfortuna qui perché in realtà Ignata non è intervenuta, proprio mancato lui lo specchio della porta, però grande azione questo del Grosseto. Forte lo vedo sempre molto in gestione, magari forse forzerà un po' di più verso gli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Vedo un time out che è pronto
da parte della panchina di Orlandi. Comunque corre il cronometro, mancano 6 minuti e 20 secondi al termine di questa prima frazione che viaggia sullo 0-0. Ci sono state occasioni più da parte del Forte, qualche cosa anche l'Edil Fox si è fatto notare con qualche ripartenza. Danna va a terra e interviene Andrisani. Il fallo che è stato commesso da Giovannetti. Quarto fallo, si va al time out. Io ringrazio alle telecamere Beatrice Ovelli che ora ci offre un particolare delle due panchine disposte accanto al banco del cronometrista. Time out chiamato del Marmi, risultato di 0-0 Forte dei Marmi, che sicuramente, se non sta forzando troppo, proprio perché per le scorie di questo match col Trissino giocato in maniera infrasettimanale, ma anche la preparazione in questo campionato un po' particolare può essere ancora tutta da scoprire, da vedere qua quanto influirà, diciamo, in questo momento. Gli appassionati di hockey toscani, delle squadre in A1, magari stanno godendo di un'oasi felice. È arrivato di oggi il comunicato da parte della regione toscana che c'è lo stop ai campionati dilettantistici. Stiamo vivendo una stagione sospesa, quindi c'è anche da scoprire un po' anche come funziona la preparazione, a che punto è Forte dei Marmi, a che punto è l'Edifox. C'è da dire questo, allora, quello che è stato promulgato oggi dalla regione, fortunatamente per gli appassionati di hockey, non riguarda l'hockey su pista, perché pur essendo in Italia, a differenza della Spagna e del Portogallo, ancora inteso come sport, inquadrato come sport dilettantistico, nonostante la Serie 1 sia insomma il massimo campionato in Italia, tutti i campionati di hockey sono a livello nazionale e anche le giovanili sono giovanili nazionali con distretti interregionali, quindi comunque non sono legati alle direttive delle singole regioni. Quindi l'hockey speriamo non venga stoppato, perché vorrebbe dire che poi verrebbe stoppato uno sport a livello nazionale. E purtroppo a livello di preparazione il Forte dei Marmi si è preparato in realtà per gestire un ritmo molto alto anche per 50 minuti, si è visto a sprazzi anche nel campo, tanto attenzione Rubio va sull'esterno della rete, quindi niente di fatto. Poi il tentativo di Rubio con questa stoccata, una bastonata che ha dato anche un po' l'illusione ottica di aver colpito la rete, era stato l'esterno. Giovannetti ancora una volta a rifugiarsi su Casas. Una stoccata da lunga distanza a cercare di trovare un pertugio nella difesa dell'Edil Fox. Ora alza e schiaccia, che non va a buon fine. Riprova l'Edil Fox con una transizione da Burali, ma è ricacciato indietro dalla chiusura di Rubio. Nulla di fatto. 5 minuti scarsi per questo primo tempo, che vede ancora lo 0-0. Attacca centralmente a spalle alla porta. C'è il time out chiesto anche dalla panchina dell'Edil Fox. Conclusione insidiosissima a cercare la traversa di Ambrosio, c'è una carica poi ai danni di Mario Rodriguez, vedo. No, non è Mario Rodriguez, scusate, è rimasto a terra un giocatore che credo sia Paghi. Che sia Paghi, e si è rimasto a terra poi. Azione praticamente a pallina lontana. Ho visto che le due panchine se ne mandano un pochino a dire. Paghi resta a terra, forse ha battuto il gomito anche, perché c'è stato un alterco non da poco tra Danna e Orlandi. Tra l'altro si conoscono molto bene i due, hanno un passato a Viareggio, nel CGC Viareggio. Orlandi, ricordiamo, prima di andare a Forte dei Marmi e poi da iniziare la sua carriera allenatore-giocatore prima e allenatore adesso, prima in Svizzera e ora a Forte dei Marmi, giocava appunto, era uno dei pilastri del CGC dove è cresciuto Danna. Se ne sono un po' detti due su questo infortunio di Paghi, si vede, si massaggia un po' dolorante l'anca, evidentemente ha preso proprio una botta lì il giocatore del Grosseto. time out richiesto da l'Edil Fox Circolo Pattinatori, e quindi pareggia il time out richiesto poco fa da Orlandi che va un po', diciamo,
a catechizzare un po' i suoi, vedo che va lì a spiegare. Sta cercando, Sì, sta chiedendo un po' di alzare il ritmo da quello che si esce a carpire dall'altra parte della pista i suoi, perché ovviamente, come dicevo, quegli ultimi 5 minuti magari il Forte cerca di un po' concretizzare il gioco, che comunque riesce a gestire abbastanza agevolmente. Sta dicendo appunto di sfruttare quanto più possibile le bocche di fuoco là davanti. Insomma, c'è Casas e Ambrosio schierati entrambi in pista, con Rubio e Giovannetti a fare un po' nel calcio chiameremo la mediana difensiva, no? Qui nel Sì, ho visto, ha messo intensità anche nell'espressione delle parole l'allenatore del Forte. Non è valida la ripresa, ci sarà un falso fischio, questo è il punto della sirena. C'è stato un errore dal tavolo dei cronometisti, ovviamente Andrisani quando sente la sirena deve fermarsi, si sono chiariti subito, è stato semplicemente un errore, insomma può capitare. 4:32 da disputare, 0-0, Mario Rodriguez per Danna che deve superare la metà campo, rischia di perdere la sfera, persa, 4 in ripartenza rapida, Forte dei Marmi, la stoccata in diagonale, Saitta la lascia lì, sempre Casas che è forse il terminale offensivo migliore per questa prima frazione sulla sinistra e prova a liberare Ledilfox. Gabriele. Sì, adesso forse abbiamo capito cosa ha chiesto Orlandi, ha chiesto di alzare un po' il baricentro, abbiamo visto che vedi come vanno subito a raddoppiare anche sui portatori di sfera. Questo comporterà qualche rischio in più magari nei retrovie, ma anche una maggiore pressione offensiva, soprattutto impedirà al Grosseto di orchestrare meglio l'azione nella propria metà pista. E quindi accelera in questi ultimi minuti, c'è un fallo su Danna E mi sa che arriva il blu. e il numero 4 Giovannetti con Danna, Andrisani, cartellino blu a 3:43 dal termine del primo tempo, quindi un paio di minuti di power play per la formazione maremmana. Punito Lorenzo Giovannetti, possiamo sentire proprio le parole dei protagonisti noi qui da questa postazione, e siamo all'incirca a 2 metri dal campo. Orlandi ha trattato abbastanza pagato, comunque non ha nemmeno protestato eccessivamente. Beh, qualcosa Andrisani mi sa che l'ha detta, ma comunque Andrisani ha ritenuto il fallo di Giovannetti un aggancio. Tanto vediamo adesso questo tiro diretto che potrebbe essere molto molto interessante a 3:43 dal termine del primo tempo. Paghi contrognata centrale, sulla ribattuta non schiaccia, e la conclusione al lato, c'è stata una buona opportunità per Paghi, questo tiro libero, e per 2 volte ha avuto l'occasione di mirare la porta dei Versiliesi. Recupera Danna contro un avversario che è fermato, ottimo l'intervento da parte di Casas, di Rubio, il numero 17 Rubio era l'ultimo dei suoi, fermato Danna che aveva rubato palla in posizione offensiva. 3 minuti, 0-0, Forte, fase d'attacco solo con 2 giocatori, c'è un po' di imprecisione, arriva una steccata di Paghi su Ambrosio, Andrisani ferma adesso il gioco, vediamo qual è la decisione del direttore di gara. Allora, non ci saranno decisioni perché non ha fermato il gioco per il fallo, ma l'ha fermato perché il giocatore era a terra, però lì c'era esatto, ma qui poteva starci tranquillamente il fallo, perché c'è stata proprio una steccata ampia sulla gamba di Ambrosio. Tra l'altro notavo che c'è un terzetto per il Forte dei Marmi molto offensivo, perché di fatto l'unico difensore di ruolo, tra virgolette, anche se nell'hockey i ruoli sono molto fluidi, è Xavi Rubio. Sono rimasti in pista sia Ambrosio che Casas, quindi nessun accorgimento tattico per cercare di arginare il vantaggio della superiorità numerica del Grosseto, che praticamente ce l'avrà quasi alla fine di questo primo tempo. Quindi Orlandi vuole cercare di dare comunque potenza offensiva ai suoi. Power play dato dal cartellino blu che Lorenzo Giovannetti ha rimediato pochi istanti fa. Si arriverà probabilmente all'ultimo minuto di gioco col power play, ovviamente salvo segnature. Vediamo quindi Ledilfox come sfrutta questa superiorità numerica.
con Federico Paghi, Buralli in campo, Paghi, Buralli, Mario Rodriguez, Fantozzi. Questo è il quartetto di movimento. Fantozzi, la stoccata, si sente sbattere contro il palo esterno della porta di Gnata. Fantozzi ancora sulla destra, alza ma non riesce a schiacciare, ripartono i giocatori del Forte che poi si rifugiano da Ambrosio. Fa scorrere il cronometro Rubio, 2 minuti al termine, power play in corso per l'Edil Fox. Ambrosio torna sui suoi passi rapidamente, Rubio, ottima la circolazione. Casas in mezzo a due, fermato dalla chiusura di 2 giocatori. È terminato, perché siamo a 1:30, è terminato il power play della formazione di Casa, che ha potuto concludere solo un paio di volte consecutivamente dalla parte con Fantozzi. Ottimo il modo con cui ha fatto scorrere il cronometro la formazione di Orlandi, che ha tenuto lontano i giocatori in maglia rossa. Quindi Edil Fox adesso a 15 secondi per la propria azione d'attacco e ci sono 1:10 da giocare. Vediamo se andrà a concludere. Edil Fox allontanerà semplicemente spazzando via la palla. Vediamo Mario Rodriguez, 5 secondi, Paghi, 4, 3, non arriva alla conclusione, recupera Casas sulla sinistra, Casas salta all'uomo, ancora un gioco con il bastone, però non inganna Saitta, che allunga la stecca. Quindi Edil Fox 40 secondi, c'è poca discrepanza, vediamo se sceglie di mantenere il possesso fino al termine. Il Forte dei Marmi è tutto comunque nella prima metà campo, quindi non ci sono molti spazi. Vediamo Fantozzi rifiuta questo ingaggio con Casas. Mario Rodriguez perde la sfera con questo passaggio lungo linea. Casas va a segnare a 18 secondi. Forte dei Marmi in vantaggio con Marti, Casas, Lozano a 18 secondi dal termine del prima frazione. E giustamente Federico Paghi è molto arrabbiato con i suoi, perché potevano gestirla, come hai detto tu, gli ultimi 40 secondi, gestirli con calma, magari arrivare anche al tiro, ma dando pochi secondi al Forte dei Marmi per imbastire un'azione. Invece questa pallina lanciata in avanti un po' senza senso, diventata facile preda per Ambrosio, che Ambrosio e Casas là davanti si trovano con grande semplicità, e stavolta Saitta, che finora è stato veramente bravo a limitare i danni, stavolta non ce l'ha fatta, è proprio arrivato tardi sul palo, ha lasciato quel buchino. Tanto attenzione che c'è stata una steccata, ma reclama il blu Xavi Rubio per questo fallo su Motaran da parte di Paghi, però da Fantozzi, scusami, però non sembra che gli arbitri siano decisi a non estrarre il cartellino. Però dicevo, gestione un po' bislacca qui del possesso da parte del Grosseto, che è stato punito subito la prima, diciamo, disattenzione pesante a centrocampo. Sì, Mario Rodriguez voleva far proseguire sulla propria fascia per Buralli, che è stato anticipato. Ora qui recupera Danna, 8 secondi, Danna, Fantozzi, Buralli, super Gnata che blocca allo scadere attenzione, mi aiuti Daniele Andrisani, ci fa segno che c'è un intervento. Sì, no, c'è semplicemente un ingaggio, perché Gnata è stato veramente superlativo, penso l'abbia parata con la rotellina del pattino, non so come abbia fatto. Quindi c'è da fare un ingaggio, il tempo praticamente scaduto. Esatto, praticamente dopo ha trattenuto la sfera, e quando trattiene la sfera bisogna dare la classica palla a 2 dal vertice dell'area, però a tempo scaduto, appena toccherà la sfera uno dei 2 giocatori, poi è giusto per la classica burocrazia da verbale, e poi manderà tutti negli spogliatoi. Avevamo dato in diretta che Gnata era riuscito a bloccare la pallina, Andrisani ci ha sentito, quindi non ha fatto terminare sulla sirena il primo tempo che si conclude adesso con il Forte dei Marmi che è andato quindi a riposo in vantaggio grazie alla rete realizzata da Casas a 18 secondi. Il numero 18 del Forte dei Marmi è andato a segnare a 18 secondi dalla sirena di chiusura del primo tempo. Un errore in fase di possesso, ma è stato un primo tempo tutto sommato, come
ci attendevamo. Tanto noi andiamo a modificare la nostra grafica. Ci prepareremo per commentare i secondi 25 minuti qua dall'impianto polivalente di via Mercurio a Grosseto, con il circolo pattinatori che dunque è sotto per 1-0. Forte dei Marmi che ha dato retta alla fine, anche perlomeno nelle intenzioni, a Alberto Orlandi, accelerato negli ultimi 4 minuti dopo il time out che era stato richiesto da Paghi. Un pressing molto più accentuato, molto più veemente, azioni d'attacco che hanno esposto magari la formazione versigliese anche a qualche ripartenza in più. E il gol che è arrivato sull'errore di Mario Rodriguez, che ha cercato di servire Buralli sulla corsia d'attacco mancina quando mancavano una manciata di secondi al termine. La ripartenza da Ambrosio Casas che ha concluso sul palo alla destra. È arrivato in ritardo Saitta, che non poteva praticamente più chiudere. Anche se siamo in diretta, mi corregge, ma non c'è bisogno, intanto siamo qui con... No, assolutamente, mancavano 18 secondi per la decisione. Mancava veramente poco. Ora poi per quanto riguarda poi il cronometro ufficiale, poi andremo a ricontrollare anche sul sito della FISR. Io approfitto, ho qui quindi un giornalista esperto di Forte dei Marmi, per chiedere se il primo tempo è andato come nelle previsioni o come semplicemente bastava che andasse. Cioè, la vittoria di Tristano, l'importante era sbloccarla, magari si può ritenere soddisfatti di questo primo tempo da parte versigliese. In linea generale direi di sì, anche se ovviamente dal Forte ci si può aspettare anche un ritmo maggiore. Certo che Grosseto ha difeso soprattutto per la prima parte del primo tempo molto bene, ha fatto una gran fase difensiva. Forte, come hai detto tu, veniva da un tour de force importante, quello contro il Trissino a metà settimana. Forse ha risentito un po' di quella fatica. Mister Orlandi un po' la vigilia l'aveva preannunciato con proprio noi giornalisti, aveva detto che temeva un po' di soffrire più del previsto sulla carta, ovviamente contro questo Grosseto. Così è stato questo primo tempo, che però tutto sommato è stato molto di gestione anche da parte del Forte Marmi. L'abbiamo visto emblematico quel power play che il Grosseto non è riuscito a sfruttare e che il Forte invece ha gestito quasi all'offensiva, perché con Ambrosio e Casas ha tenuto sfera anche molto nella metà pista avversaria. Quindi insomma io direi che Orlandi si può ritenere soddisfatto. Un po' ha rischiato, penso, di più con quel blu a Giovannetti, che poteva essere evitabile in quel frangente della partita, un po' un eccesso di foga da parte del giocatore del Forte Marmi. Tra l'altro un fallo, non so ora, noi non l'abbiamo visto bene, che era un po' nell'angolo, però era insomma forse nemmeno troppo intenzionale. L'aggancio mi sembra anche a me che ci sia stato comunque, quindi dai termini di regolamento l'arbitro può anche aver fatto bene a estrarre il cartellino blu. Fatta eccezione per questo, direi che comunque il Forte può ritenersi soddisfatto e può ritenersi in grande linea soddisfatto anche Paghi con il suo Grosseto, perché contro una corazzata insomma come il Forte dei Marmi, dove il divario è sulla carta insomma è abbastanza evidente, comunque i suoi hanno avuto anche le occasioni per segnare, perché mi viene in mente Buralli in fondo, mi viene in mente almeno un paio di occasioni Fantozzi, quindi insomma il Grosseto c'è, può dire la sua. Ora bisognerà vedere come reagirà a questo svantaggio nel secondo tempo, perché molto dirà questa reazione. Può tenerla lì sull'1-0 facendo una buona fase difensiva come nel primo tempo, e io fossi Paghi cercherei questo tipo di approccio alla ripresa, oppure può anche decidere di aprirsi un po' di più, tentare un po' più l'offensiva per cercare di recuperare subito, più rischioso. È un po' come giocare a poker in questo momento, devi vedere se rilanciare o se avere un gioco un po' più sotto campo. Allora approfitto del collega quindi che mi fa, diciamo così, un po' di matematica in corso. Quindi Casas al minuto 24:42, noi ovviamente con il cronometro che abbiamo qua in via Mercurio vediamo chiaramente il tempo residuo, che per questione di praticità, di rapidità, di espressione torna un pochino più facile leggere. 24:42 dei 25 minuti di gioco effettivi
sono serviti al Forte dei Marmi, che comunque ha fatto la sua. Come squadra ha cercato sempre di mantenere l'iniziativa, ha accelerato negli ultimi 4 minuti, è passata in vantaggio magari sfruttando un errore, ma avrebbe potuto segnare anche in precedenza. Tutto sommato è un risultato che ci sta, un divario minimo in questa prima frazione. Ricordiamo 6 punti in classifica per il Grosseto dopo le prime 2 giornate, una vittoria e una sconfitta per il Forte dei Marmi. Probabilmente non è questa la gara che l'Edil Fox deve vincere per andare a salvarsi. Vedremo quello che sarà nel secondo tempo per quanto riguarda la formazione di Paghi, quale sarà l'approccio. Mi è parso di vedere forse illuminante proprio la gestione del power play, che ha fatto vedere quali erano le intenzioni delle 2 squadre in campo, perché l'Edil Fox, che si è concentrato in una gara fondamentalmente di grande attenzione difensiva, ha avuto fondamentalmente una sola azione nel power play dove è riuscito a concludere 2 volte, mentre il Forte dei Marmi è riuscito con 3 giocatori soli di movimento a sfruttare l'ampiezza del palazzetto, poi non è nemmeno enorme, insomma, del pista di qui di Via Mercurio. Con 3 giocatori ha sfruttato l'ampiezza, ha fatto passare questi 2 minuti di inferiorità numerica. Non ha concluso, ma è andata quasi con, diciamo così, con penetrazioni in area di rigore, sintomo che poi è proprio questa come l'hanno preparata i 2 allenatori, e quindi l'indole del Forte dei Marmi è quella di attaccare. Mi ricordava poi Buffoni qui con me che c'erano 3 giocatori praticamente offensivi in campo in questo power play, e questo poi spiega poi qual è l'approccio che ha dato alla partita e di contraltare qual è stato poi la scelta che Paghi Gioco Forza ha fatto in questo suo primo tempo. Sì, ma entrambe le scelte secondo me sono quelle più azzeccate, no? Per una partita di questo genere. Infatti abbiamo visto Paghi molto arrabbiato quando i suoi a pochi secondi dalla fine hanno cercato l'offensiva, venendo poi puniti con il gol dello svantaggio. Diciamo che se il primo tempo Rodriguez non avesse tentato la profondità ma avesse fatto girare sfera, sarebbe concluso sullo 0-0 e nessuno avrebbe rubato niente all'avversario. C'è da dire questo, che l'impronta, quella più offensiva di cui parlavi tu al Forte dei Marmi, penso che non sia solo per questa partita, ma sia proprio un'impronta chiara di Alberto Orlandi a questa squadra, che viene da un cambio di allenatore importante, perché fino alla scorsa stagione era stata allenata da Pierluigi Bresciani, attuale allenatore del Lodi, e che è stato il più vincente allenatore degli ultimi anni, perché proprio qui a Forte dei Marmi, insomma, ha vinto di fatto 2 scudetti, una Supercoppa e una Coppa Italia, quindi in 4 anni che c'è stato ha sempre portato a casa un trofeo, e comunque ha portato il Forte sempre a giocarsi le finali di quello che ha disputato, e addirittura una Final Four europea in Eurolega, quindi diciamo che è il Gotha, un po' la Champions dell'hockey su pista. Orlandi ha voluto dare un'impostazione un po' diversa rispetto a quella che dava Bresciani, che era più improntato sulla difesa e sulla circolazione di sfera. Ha voluto dare un'impronta un po' più portoghese, come la definisce lui, cioè tanto offensiva, fidarsi tanto del suo portiere, che comunque è uno dei migliori d'Italia come Riccardo Agnata, e cercare di dare molta velocità sulle corse laterali, come insomma ha dimostrato stasera. Casas, in occasione del gol, è partito praticamente davanti alla nostra postazione, è arrivato ai vertici dell'area di rigore del Grosseto. Allora, grazie a Gabriele Buffoni, collega che segue il Forte dei Marmi, che stasera ci dà una mano anche nel commentare questa terza giornata di campionato qua a Via Mercurio fra Edil Fox Grosseto e Forte dei Marmi. Le 2 squadre sono nuovamente in campo, sono tornate sul pista, mancano pochi istanti al termine del tempo di sospensione. Andiamo, prima gara con il pubblico a Grosseto, 55 le persone ammesse, registrate nel piccolo impianto grossetano. Si ricomincia, 25 minuti di gioco effettivo. Danna batte per l'Edil Fox
Eddie Fox dalla distanza con Paghi, deviazione di Gnata, ingaggio dopo la deviazione del portiere del Forte. Sono curioso di vedere cosa Paghi riuscirà a tirar fuori dai suoi ragazzi contro sicuramente una delle grandi del campionato sotto di un gol. Se manterrà lo stesso atteggiamento, alza la sfera Paghi, cerca Danna, prova a gettarsi all'inseguimento della pallina che cacciata indietro, la recupera Mario Rodriguez. Saavedra, Danna prova a girarsi nello stretto, chiuso da Ambrosio. Forte dei Marmi, scivola il capitano dei Versiliesi, no look al centro, però erano in ritardo i compagni, sfuma questa possibile ripartenza. Lady Fox che comunque fa buona guardia grazie alla posizione di Saitta. Su Rubio non ci sono problemi. Saavedra adesso nell'angolo alla nostra sinistra, come vedete inquadrato, c'è Andrisani sul punto, palla chiamata sui piedi del direttore di gara, con Saavedra che sceglie di tornare dai compagni sulla linea di centrocampo. C'è spazio per Mario Rodriguez che trova l'imbucata, al centro non c'è Danna, era poco più indietro, riparte il Forte. Buono l'assist anche il Forte, questa costruzione di Ambrosio, manca la stoccata in area di rigore. 1 minuto e 45 secondi della ripresa. Rodriguez ostacolato nella ripartenza da Motaran. È giocata di esperienza quella di Rodriguez che ha recuperato la sfera, se l'è gettata in avanti, aveva davanti il numero 2, il capitano del Forte dei Marmi, praticamente gli era francobollato, quindi guadagna fallo, il quinto, a parte sul cartellino degli ospiti, che conducono per 1-0 grazie al gol di Casas, messo a segno a 24:42 del primo tempo. Accelera Saavedra, si ferma dietro la porta di Gnata, però è costretto poi a tornare da Paghi che si trova nella metà campo dei Maremmani. Paghi alza la stecca, il gioco ancora tutto regolare, non c'è nessun intervento a parte gli arbitri, si prosegue. Saavedra e Rodriguez che scambiano spesso. Si porta nell'angolo Mario Rodriguez, intervento bloccato in diagonale e c'era la velocità fra Ambrosio e Motaran, conclusione alta, che non inquadra lo specchio da poco più di un paio di metri di distanza dalla porta di Saitta. Sì, si erano scambiati un po' i ruoli Ambrosio e Motaran, perché quello è un classico colpo all'Ambrosio, però c'era Motaran a fare il vertice offensivo che formalmente è un difensore. Intanto attenzione perché Rubio pareva ancora Motaran sul palo lontano, non riesce ad agganciare il capitano del Forte dei Marmi che riparte poi da casa. Io mi aspetto un Forte in questi primi momenti che spinge molto sull'acceleratore, perché comunque un gol nell'hockey non è niente, se riesci a portarti sul 2-0 fai già un piccolo margine che poi puoi permetterti di gestire. Credo che questa sia un po' l'interpretazione che ha cercato di dare Orlandi, almeno a vedere da come i suoi hanno cominciato a approcciare questa ripresa. C'è la deviazione della stecca di Danna sulla conclusione che abbiamo visto in diretta. Non lo pensa così l'arbitro che ha dato il possesso a Grosseto invece, perché è apparsa la stecca di Danna, così sembrava ai giocatori del Forte, invece probabilmente Andrisani ha visto il colpo con il bastone di un giocatore versiliese. Riparte Paghi, non cambia nulla, sempre 1-0 per il Forte che prova con degli scambi rapidissimi, contatto con il pattino in area, quindi cambia il possesso, accelera sulla destra, torna sui suoi passi, è corto, Paghi va a spazzare Mario Rodriguez, c'è l'intervento, c'è la massima punizione con la
diciamo trattenuta con la strattonata quasi al collo di Mario Rodriguez ai danni di Marti Casas. Qui ha rischiato anche il blu Mario Rodriguez, e come l'avevo vista io era da cartellino blu, perché ha completamente bloccato praticamente un placcaggio alla rugby, visto che siamo anche in tempo di rugby in questi giorni. E adesso c'è Ambrosio sul dischetto del rigore. Rigore che batte Ambrosio contro Saitta, 21-18, quindi 3 minuti. Cioè, dalla parte opposta grandissime proteste da parte di entrambi le fazioni. Già stava contando Andrisani, ora vanno tutti a parlare ora con le telecamere di Beatrice Ovelli. Stanno protestando per due cose diverse. Da una parte c'è Motaran che intanto ha subito questa leggera spinta da Paghi, che viene anche richiamato da Gian Gregorio, perché da una parte l'arbitro dice Paghi aveva finito di contare, quindi non deve fingere, cioè una volta che ha alzato la stecca Ambrosio deve tirare, non può fare la finta sul rigore. Dall'altra i giocatori del Forte protestavano perché Saitta si è mosso prima e quindi in realtà doveva aspettare il tiro prima di bloccare. Aspettare il tiro a questo punto, esatto. Nel caso di parata sarebbe stato ribattuto. Vediamo, fa parte, c'è molta tensione. In tutto questo Ambrosio si sta lamentando perché la pallina non sta ferma sul dischetto. Ambrosio, respinta. Ambrosio ancora, bastone di Saitta, sventato il calcio, il tentativo di realizzazione col bastone anche allontanato. Saitta con la Forte dei Marmi che ha fallito questo rigore. Massima punizione determinata dal fallo di Mario Rodriguez. La spinta su Rubio che perde un po' l'equilibrio, ma il possesso è sempre del Forte. 7 secondi, non va al tiro, riesce a recuperare Saavedra che dalla parte opposta è chiuso comunque da Motaran. Saavedra torna sui suoi passi. Danna, si sposta anche la porta, però Danna ha colpito poi anche il bastone o la mano del diretto avversario. Interviene Gian Gregorio, quindi gioco fermo. Sì, possesso Forte Marmino, credo, da quello che abbiamo visto dal cenni arbitrali. E qui Danna ha sprecato una grande occasione perché involontariamente, diciamo, ha mancato la sfera, è andato a colpire direttamente il braccio di Casas, che era corso in difesa, perché lì era rimasto completamente solo l'ex giocatore di Breganze e Viareggio. Quindi adesso vediamo un po' il Forte che deve subito ricestire dalla difesa, ha sbagliato qualche sbavatura in fase di impostazione anche per i Versiliesi. 5 minuti esatti di gioco passati, la conclusione della lunga distanza, si chiude la difesa dell'Edilfox che riparte poi con gli argentini. Paghi mezza 2, chiuso, stretta la difesa anche del Forte dei Marmi. Ora nella metà campo opposta, sempre in vantaggio per 1-0 con la rete realizzata da Casas. Il gol messo a segno a pochi istanti dalla sirena di chiusura della prima frazione. Chiude Paghi, ma la sfera resta lì nella disponibilità di Casas. Ricomincia quindi 40 secondi. Intercettata con il pattino, la palla è buona. Mario Rodriguez alla distanza, ma va contro un avversario, è lo stesso Casas che quindi si può gettare, alza la sfera. Ha colpito con le mani il diretto avversario, niente di particolare, tanto il possesso sarebbe stato comunque dell'Edilfox, che accelera, cerca di accelerare il prima possibile ogni azione. Ciò però va a discapito della precisione dei passaggi, sono tantissimi gli errori di misura. Adesso Saavedra è pescato in ostruzione davanti all'area di rigore nei confronti sempre di Casas, scatenato rapidissimo il giocatore del Forte dei Marmi, quindi punizione al limite dell'area. Forte che deve anche cominciare a tenere conto dei falli, perché il divario è abbastanza netto, sono 3 quelli a carico del Grosseto, 6 a carico del Forte, quindi Forte comincia a vedere all'orizzonte quella soglia dei 10 falli che concederebbe a Grosseto l'opportunità di un tiro diretto. Deviazione sulla punizione, la pallina si perde oltre il campo. Davide Motaran è sul punto con Gian Gregorio per
si cerca la pallina, ecco la recupera un inserviente, la stessa pallina che era uscita dal rettangolo di gioco. Forte dall'angolo dietro la porta difesa da Michael Saitta, la distanza contro le protezioni del campo. Saavedra, c'è un blocco irregolare portato da Paghi, l'arbitro sanziona e dovrebbe essere il quarto fallo di squadra per l'Edil Fox. Il possesso che cambia va per il Forte dei Marmi, che ora in vantaggio di un gol sceglie di una manovra un po' più ragionata, poi butta al centro questo tentativo, un passaggio, un assist che non trova nessuno pronto. Invece sul primo palo Rodriguez trova Gnata, ben attento il portiere del Forte, attento Saitta a smanacciare con le protezioni, allontana la sfera. La conclusione che colpisce la traversa, da quello che ho visto, è la conclusione dello stesso Casas. Ottima opportunità a 7 minuti e 30, 7 minuti e 20 di gioco in questo secondo tempo. Ancora Casas vicino alla doppietta personale, rischia l'Edil Fox che si salva sotto di un gol. Ancora in partita la formazione di Paghi contro il Forte dei Marmi, che quando accelera fa vedere un bel gioco, delle belle trame, anche a tratti difficile da arginare. Danna dalla distanza, la sfera lì, resta lì, c'è Rubio che la allontana, la pallina si impenna, sempre buona. Danna accelera, due giocatori davanti, con il pattino gli rimpalla la sfera. Siamo già sul versante opposto, va a colpire il corpo di Saavedra. E ancora sempre lui, è sempre Casas. Ha avuto un'altra buona opportunità, ora recupera palla sull'uscita dell'argentino. 3 giocatori del Forte esterno della rete. Sì, Casas qui è stato anche un po' sfortunato perché lo schema era perfetto, da Ambrosio dietro porta che lo serve direttamente in area, il colpo sicuro perché poi c'era Paghi direttamente davanti al portiere, scusa, Saavedra direttamente davanti al portiere, quindi Saitta non aveva potuto vedere l'arrivo del tiro, però invece di angolarla un po' sul palo lontano ha colpito direttamente il corpo del difensore. Un po' sfortunato, avrebbe potuto essere il gol del raddoppio. Più forte, come dicevi tu, quando poi accelera, alza un po' il ritmo, si vede un Grosseto un po' più in difficoltà, anche se non rinuncia con Danna a qualche tiro molto insidioso, perché adesso ha cambiato la marcatura il Forte su Danna, c'è sempre Xavi Rubio o Motaran addirittura, anzi adesso sembra proprio Motaran a darlo a coprire. Orlando intanto se la gode in vantaggio di 1-0, ma rischia tantissimo Gnata con la palla che gli resta sotto. Ancora la conclusione di Saavedra che poi viene bloccata dal portiere del Forte dei Marmi. Paghi un po' si dispera, però ha già chiamato il time out. Vediamo l'attacco del Forte che va a realizzare, difende e poi conclude con una steccata sulla destra il numero 5 Federico Gabriele Ambrosio. Raddoppio, e il raddoppio a 9:29 del secondo tempo, se ho fatto bene i conti. 9:29. Ambrosio praticamente ha difeso spalle alla porta, si è girato in diagonale e ha infilato il palo lungo. 2-0. È un gran gol questo di Ambrosio, che ricordiamo è l'ultima stecca d'oro, che la scorsa stagione ovviamente è saltata, ma è l'ultima stecca d'oro del campionato di Serie 1 di hockey su pista. Stecca d'oro un po' come il premio del miglior marcatore, no? Per i nostri telespettatori. Insomma, tra lui e Casas, mi ricordo l'anno dell'ultimo scudetto erano praticamente arrivati a fine stagione a contarsi i gol per questo titolo, erano un divario di pochi gol l'uno dall'altro, sopra la trentina ampiamente, quindi è uno dei suoi colpi questo, e tra l'altro lui è autore di una doppietta proprio mercoledì contro il Trissino, quindi insomma un inizio di campionato che, se è Sarzana come un po' tutto il Forte è stato un po' come un po' tutta la squadra è stata un po' in sordina, poi si sta riprendendo anche Ambrosio. Gol importante questo perché, seppur manca ancora un quarto d'ora,
e più 15 minuti e 31 alla fine della partita, un'eternità nell'hockey su pista. Ovviamente mette il Grosseto adesso in una grossa difficoltà, perché se ora poteva finora gestire comunque uno svantaggio di una rete, adesso inizia a venire fuori l'esigenza di accorciare quantomeno per non permettere al Forte di dilagare. Qua la girata nello spazio di un fazzoletto di Ambrosio, che ha trovato il Pertuccio sul palo lungo. Adesso inserisce Buralli, si riparte con Paghi che ha effettuato il time out che aveva chiesto in precedenza. Danna per 2 volte e per 2 volte Gnata è lì, non trova la porta il numero 11 grossetano. Ha avuto subito un'opportunità Lady Fox per riportarsi a stretto contatto. Buralli va a far correre i pattini dietro la porta di Gnata. Mario Rodriguez in fotocopia, ma dal corsia opposta. Buralli dalla distanza, una botta che però credo che abbia colpito l'esterno delle protezioni, quindi Non solo, ha colpito la protezione, è andata a insaccarsi, diciamo. possesso sporco, ma che arriva all'Edil Fox con Fantozzi. Tra nostra postazione vediamo Mario Rodriguez che imposta un po' di riposo per Saavedra, che è finito in panchina. Fantozzi al centro, si butta in protezione su Casas. Saitta, buona l'apertura del portiere. Forte dei Marmi che lavora bene in uscita dalla difesa, non accelera Rubio. Vediamo ora, cambia anche leggermente la gestione dei possessi, a parte i Versiliesi che ora sono avanti di 2 gol, però perde una palla pericolosissima, 2 contro 2, e colpisce però all'esterno della rete esterna, quindi praticamente fuori misura la conclusione di Mario Rodriguez. Fantozzi che comunque si appoggia sempre per il proseguo del possesso sul difensore argentino. Intanto vediamo Orlandi che chiede comunque ai suoi di non abbassare troppo il baricentro, perché è chiaro adesso, come dicevi tu, cambia la gestione, no, del possesso della sfera. Adesso Orlandi ha chiesto ai suoi di andare ad attaccare il possessore di sfera del Grosseto al centro della pista e non di aspettarlo nell'ultima 3 quarti, chiameremo, di campo. Intanto attenzione a questo break 2 contro 2 di Ambrosio, impatta sugli schinieri di Fantozzi che può ripartire. Fantozzi che prova un difficilissimo controllo in velocità, pressato da 2 giocatori. Comunque nell'angolo c'è ancora possesso Edil Fox. Fantozzi contrastato da Casas, a mio avviso uno dei migliori, ma soprattutto per quantità. Conclusione in controtempo, che con il braccio di richiamo alza Saitta oltre la propria porta. Ho visto male Rubio, quasi una finta, poi è andato in controtempo a colpire con la stecca, non ha tratto d'inganno Saitta con la mano sinistra. Time out questa volta richiesto dalla parte del Forte dei Marmi, quindi ci parla su Orlandi, che comunque sta gestendo, diciamo, in maniera tranquilla, direi, la situazione, perché ha chiesto ai suoi di accelerare nel primo tempo, hanno trovato il vantaggio. In avvio di ripresa ha chiesto ai suoi comunque di dare quel qualcosa, ha messo il break il Forte dei Marmi. Vediamo adesso se chiede comunque nella gestione di attuare un pressing, una zona alta col circolo pattinatori sotto di 2 reti, che gioco forza dovrà provare a fare qualcosa di più, magari sbilanciandosi ulteriormente per cercare di rientrare in partita. Ci sono 13 minuti da giocare. Forte in possesso della sfera, è entrato Giovannetti, qui è Paghi che sradica la sfera. Ho fatto un po' di sostituzioni, se non vedo male, Orlandi, quindi va a dare un po' di rotazione, un po' di respiro anche ai suoi.
Paghi dalla lunga distanza, ci mette il guantone Gnata. Non va bene la ripartenza di Ciandrisani, bisogna riprendere dall'angolo. Siamo praticamente poco oltre la metà di questo secondo tempo. Casas e Ambrosio per il parziale 2-0 che vede il Forte dei Marmi in vantaggio qua in via Mercurio, al palazzetto di via Mercurio a Grosseto, nella terza giornata del campionato di hockey di Serie A1. Fantozzi sul punto di battuta con Buralli e Di Fox, che adesso è costretta a cercare uno sviluppo di gioco diverso da quello che era stato studiato in settimana. Va giù Fantozzi, settimo fallo per il Forte dei Marmi. Parte una sirena, ma non credo. Se lo chiedono anche gli arbitri. Se lo chiedono anche gli arbitri. Comunque c'è solo da aggiornare il tabellone. C'è il settimo fallo che è stato già aggiornato al tavolo del cronometrista. Un altro errore da parte del tavolo del cronometrista. Abbiamo visto Gian Gregorio segnalare a Andrisani che è tutto a posto, quindi si può ripartire. Fantozzi tocca la sfera con il bastone. Rubio, possesso per Buralli. Buralli che è chiuso da Giovannetti, deve tornare sui suoi passi. Fantozzi in mezzo a due giocatori, colpisce un avversario, poi si chiude, triplica sul giocatore maremmano. Conclusione che resta lì sotto le gambe di Saitta, che la allontana poi prontamente. Recupera attacco finta Paghi. Sta dando un po' di fiato a Saavedra, allenatore dell'Edifox, che sceglie di giocare senza uno dei giocatori più rappresentativi in questa fase di partita. Forte dei Marmi con un rapidi scambi, lontano però dall'area della porta di Saitta. 20 secondi, fa il cronometro. Casas è dietro la porta dei maremmani. Buralli con un contrasto solo di corpo viene sanzionato, sesto fallo. Per quanto riguarda il tabellino, il conteggio dei falli è 7 Forte dei Marmi, 6 Grosseto. 10 secondi, va la conclusione della distanza fuori misura. Recupera il possesso l'Edifox. Si riparte con Paghi, metà campo, finta il tiro, non c'è una buona linea di tiro, alza la sfera, ci mette il bastone, la punta del bastone Fantozzi. Forte dei Marmi che riparte per vie centrali, bloccato dalla difesa biancorossa. Buralli, il colpo alto, recupera Mario Rodriguez su questo tentativo di disimpegno. Buralli contro due, ma è bravissimo a rubare la sfera. Ambrosio proprio gliela soffia sul bastone. Comunque corre ancora Eddie Fox, chiedono un contatto su Mario Rodriguez, che aveva fatto una finta, aveva provato a scavalcare anche il portiere, non gli riesce. Gnata salva la porta. Paghi si sbraccia, ma anche secondo me l'intervento di Gnata era regolare, nel senso è andato direttamente sulla pallina, quindi non credo che ci fosse il rigore, anche se ovviamente la caduta del giocatore è stata causata poi dal concatenarsi degli eventi, la velocità di Rodriguez e il fatto che la pallina gli è stata sottratta proprio dal bastone di Gnata. Conclusione a fil di palo di Motaran, ma ancora possesso per gli ospiti. Quest'oggi in maglia bianca, Forte dei Marmi che accelera ancora
prova a far tutto da solo, a cercare di inquadrare la traversa. Rubio, palla sul fondo. Tanto abbiamo visto Motaran cambiare stecca al volo, le ha tirata una in panchina e ne ha presa un'altra dal meccanico del Forte Marmi, si era inclinata, vediamo adesso che gli ridanno un'altra che non aveva preso la sua. Si era inclinata la stecca del capitano, uno che quando tira la pallina penso che da tonda, pur essendo di insomma materiale molto più pesante, si allunghi da tanto la potenza che ci mette il numero 2 del Forte Marmi. È famoso, diciamo, per le sue missili dalla distanza. Non credo che abbia sfondato la pallina, semplicemente ce n'erano due in campo e quindi ora si riprende con il possesso per l'Edil Fox. 9 minuti scarsi da giocare questo secondo tempo. La formazione di Paghi è sotto per 2-0, ma finisce in gol. Il tiro è di Rodriguez, forse la deviazione di Fantozzi. A 8:46 diamo il gol a Fantozzi. Rodriguez che ha trovato la deviazione, ma proprio ci ha messo la punta Fantozzi, sorpreso Gnata perché si vede entrare questa pallina a fil di palo sulla sinistra. Motaran intanto conclude con potenza, chiede la deviazione, recupera la sfera Lady Fox, che quindi si riporta in partita, ovvero a distanza di un solo gol. Fantozzi riavvicina la formazione maremmana. Paghi nell'angolo, brutto il colpo, però si rialza prontamente, non c'è intervento del duo arbitrale. Conclusione che qua allontana lo stesso Saitta. Paghi si tiene un po' il fianco, però è ancora in campo, si combatte in area di rigore all'angolo, deve liberare l'Edil Fox. Buralli, pochi istanti, si butta sulla corsia di destra, va a terra, contrastato fallosamente da Motaran che rotola a terra sul 44. Ottavo fallo, Forte dei Marmi chiede di asciugare il campo Gian Gregorio, qui c'è tempo un attimo per rifiatare. Fantozzi qui aveva battuto, ma forse ha provato una furbizia. C'era stata lì la richiesta da parte dell'arbitro di asciugare il campo sulla caduta fra Motaran e Buralli. Buralli che è riuscito quindi a muovere la situazione falli. Mancano un paio di falli, ecco, ora si riparte. Un paio di falli al decimo per quanto riguarda Forte dei Marmi. Comunque sta gestendo la situazione, non è una partita assolutamente cattiva né troppo maschia. Qualche intervento è capitato precedentemente a Paghi che si è prontamente rialzato, era finito contro le protezioni del campo. Doloroso quando si va a sbattere così. Fantozzi dalla distanza diagonale fuori misura, Buralli però non riesce a recuperare, riparte Rubio sulla destra, scambio rapido, tutti i giocatori del Forte toccano la sfera, poi si impenna la pallina, colpisce anche la testa di Paghi e si va a depositare al di là dei cartelloni pubblicitari. Quindi adesso c'è una necessaria sospensione per recuperare la sfera di gioco. 2-1, gol di Fantozzi, ravviva questo finale che il Forte dei Marmi, con una gestione tutto sommato oculata dell'incontro, aveva portato nettamente dalla propria parte con i gol di Casas e di Ambrosio. Paghi perde, perde il bastone, perde il grip sulla mazza, si era gettata ancora a terra Paghi, non c'è nulla, c'è Rubio che prova a suggerire la sfera praticamente quasi accompagnata in porta dal compagno, da Giovannetti, se mi sembrava. Palla che resta lì quasi calamitata. Sto chiedendo come abbia fatto a non segnare, perché di fatto è entrato quasi lui in porta. Forse la pallina gli ha sbattuto sul ginocchio, sì, addirittura, forse se l'è parata da solo Giovannetti. Parte Rubio sulla destra, Edil Fox in copertura, va a inquadrare l'angolo alto, ma c'è l'intervento del direttore di gara, era fuori misura. Comunque bella
l'azione personale di Ambrosio. Fantozzi qui rischia in uscita, Mataran per poco non fa partire un'azione pericolosissima. Mario Rodriguez per Buralli, Buralli recupera la sfera, ne ha due addosso, vediamo se riesce a mantenere, si butta nell'angolo e qui è palla quasi alla difesa, vediamo che comunque riesce a lottare qualche secondo e poi interviene Gian Gregorio, cambia il possesso, quindi Forte dei Marmi, questo dai e vai quasi praticamente per Ambrosio, poteva fare una volée, in difficoltà lì a schiacciare, era troppo a ridosso del portiere. Con facilità comunque sulle corsie laterali il Forte dei Marmi riesce a correre. Time out chiesto da Paghi. Federico Paghi ci parla su 5:28, vediamo cosa ha in mente l'allenatore dell'Edil Fox. Si guadagna qualche applauso dai 55 presenti oggi la formazione di casa, che comunque con caparbietà ha rimesso in piedi il discorso dell'incontro, perlomeno grazie alla realizzazione che abbiamo dato poco fa di Fantozzi sul tiro di Mario Rodriguez. Non è del tutto scontata adesso che questa partita se la porti a casa il Forte dei Marmi, perché 5:28 sono veramente in tanto tempo nell'hockey su pista, si fanno una marea di azioni. Questo Grosseto sta dimostrando di crederci, come hai detto tu, con caparbietà, sta dimostrando anche una squadra compatta, sa di prendersi qualche rischio magari quando cerca di allungarsi un po', però lo fa insomma con anche una certa spregiudicatezza. Abbiamo detto forse in apertura di telecronaca, è la squadra che stasera ha meno da perdere, no? Perché non è la partita che il Grosseto deve vincere per cercare di concretizzare il suo obiettivo, che è la salvezza. Per cui con il Forte a 8 falli una possibilità la squadra di Paghi ce l'ha. Forse era quello un po' che si sperava nella panchina maremmana, quella del poter giocare liberi da condizionamento del risultato. Forte dei Marmi che recupera con Casas, la steccata trova l'opposizione della difesa maremmana. Motaran comunque recupera il possesso, 30 secondi per il Forte dei Marmi. Vediamo se sceglie di far correre un pochino il cronometro, anche se la circolazione di palla è sempre molto rapida, quella della formazione bersigliese. Sotto porta la deviazione che non è vincente, quella di Casas, poi recupera Buralli che si getta in avanti e prova il gioco con la stecca, palla lunga sul palo opposto. Intervento di Buralli che è falloso, settimo fallo, 8-7 quello che è il conto delle sanzioni di questa sera, quasi appaiate anche sul conto dei falli. Leggero vantaggio anche qua da parte del Forte dei Marmi. È entrato Matteo Battaglia, primo ingresso della gara per il numero 33, scivola Paghi nell'angolo, però recupera la sfera, si appoggia su Mario Rodriguez. Buralli deve superare la metà campo, rischia, perde la sfera. Casas si butta con due volte contro quasi il palo praticamente. Casas, Paghi centralmente per Battaglia in anticipato. Mataran che serve per Ambrosio. Ancora mischia, è tornato Saavedra sul terreno di gioco, il capitano dell'Edil Fox, a lungo tenuto in panchina da Federico Paghi. Vediamo se si affida a qualche giocata, quello che è uno dei giocatori più positivi dell'avvio di stagione dei maremmani. Forte dei Marmi in possesso, 35 secondi, Ambrosio osserva il piazzamento dei compagni, allunga la sfera, palo ancora una volta, ancora Casas forse la sfiora appena. Ambrosio ha messo una palla d'oro, il palo scivola ad Anna, perde la sfera l'Edil Fox, c'è Rubio dietro la porta. Casas questa volta non aveva spazio per poter cercare
lo specchio, sta accelerando molto, lascia ampi margini per la ripartenza. Ora Saavedra intercetta questa sfera, 2 contro 2, prova a restituirgli la palla Danna con Saavedra, spazza via il capitano del Forte. Comunque disponibilità ancora di Mario Rodriguez che si ferma, osserva, battaglia, ha provato a servire Danna, legge la difesa versiliese, quindi porta a spasso Rubio il possesso. Casas conclude, esterno della rete, ancora Saavedra, si corre, rete di Casas che questa volta non fallisce, infila sulla destra. A 2 minuti e 15 Casas porta a 3 le reti del Forte dei Marmi e ha dato tutto il circolo pattinatori Grosseto. Si è esposto a diversi contropiedi. Casas questa volta ha avuto possibilità di inquadrare la porta, ha scelto l'angolo, la parte alla destra, battendo Saitta 3-1. Però un plauso a questo Grosseto va fatto, perché comunque si è armato di coraggio, ha cercato di rimetterla davvero in piedi questa partita. Un'altra squadra, considerando appunto che gli obiettivi tra queste due contendenti sono completamente diversi in campionato, avrebbe anche potuto mettere i remi in barca, no? E cercare di contenere soltanto i danni. Invece la squadra di Paglia ha proprio provato a riaprirla. Abbiamo visto, insomma, Gnata impegnato in almeno un paio di occasioni, anche se spesso sui tiri dalla distanza. Quindi comunque un plauso a questa squadra va fatto. Una squadra che comunque in questo inizio di campionato è arrivata qui, insomma, con 2 vittorie consecutive. Al momento sta perdendo 3-1 col Forte dei Marmi, che comunque non è un risultato così devastante, no? Anche dal punto di vista del morale. Comunque si tratta dei campioni d'Italia in carica. Può fare molto bene in questo campionato, può essere ostica anche contro squadre che magari sono di medio-alta classifica, secondo me. Ha il potenziale per farlo. Andiamo a raccontare l'ultimo minuto e 30 con il Forte dei Marmi che sul perimetro fa correre il suo capitano, prova a saltare, non riesce a saltare, però Saitta ha provato a far tutto da sé. Motaran, ora Danna, ancora Casas che però ha gioco facile, la stoccata che viene deviata col colpo di D'Ambrosio e si riparte. Saavedra, Ambrosio praticamente lo ricaccia indietro. 1 minuto, Mario Rodriguez si allunga la palla cercando con Buralli di recuperare la sfera. Radanna che ha avuto per un attimo la disponibilità del possesso, chiuso nell'angolo, il Forte dei Marmi non riesce a liberare, ma insomma il vantaggio per 3-1. Ora riesce Ambrosio che si porta dietro la porta di Saitta a 30 secondi, praticamente tutto l'ultimo possesso per il Forte dei Marmi per arrivare alla sirena. Casas ancora col suo moto perpetuo continua a girare intorno, Danna per Saavedra e colpisce praticamente Gnata. Qui termina l'ultima opportunità, forse c'è ancora per l'Edifox, 13 secondi. Saavedra 1 contro Gnata, ha avuto l'opportunità, ha concluso contro il corpo del portiere del Forte. Applausi, alza il braccio Ambrosio, vittoria del Forte dei Marmi questa sera qua all'impianto polivalente di via Mercurio. Forte dei Marmi si impone per 3-1 sull'Edifox grazie alle reti di Casas nel primo tempo a 18 secondi dallo scadere, 24-42 nella ripresa. Ambrosio si porta sul 2-0, Fantozzi accorcia sulla stoccata dalla lunga distanza di Mario Rodriguez e ancora Casas con la doppietta chiude a 2 minuti e 15 dalla conclusione, coronando uno dei contropiedi che venivano lasciati nell'estremo tentativo dell'Edifox di pareggiare una gara che ha visto il Forte dei Marmi condurre da prima della classe e l'Edifox strappare applausi ai suoi tifosi. È andata come doveva andare, vince il Forte dei Marmi, l'Edifox ha messo in campo quanto poteva, è stata partita vera fino
diciamo così, fino al 23esimo minuto del secondo tempo. Una partita non giocata forse su ritmi intensissimi, un primo tempo molto di gestione da entrambe le squadre, sono prese le misure, poi nel finale del primo tempo, gli ultimi 5 minuti, si è visto un po' più gioco e una ripresa molto molto piacevole da vedere. Io veramente rinnovo comunque complimenti alla squadra di Paghi perché ha giocato davvero ad hockey fino alla fine, ci ha provato fino a che poi non è arrivato il 3-1 di Casas che ha sigillato la vittoria del Forte. Nessuno si aspettava un Grosseto in grado di vincere contro il Forte Marmi, nessuno, aggiungo, si aspettava un Grosseto in grado di arrivare a questo appuntamento con 6 punti in classifica, invece ce l'ha fatta e già questo è un risultato molto importante per una neopromossa che adesso può puntare con più concretezza e con più fiducia nei propri mezzi per la salvezza. E prosegue la scalata, ora appaiano i maremani a 6 punti. I Versigliesi, la formazione di Orlandi, seconda vittoria consecutiva, quindi nella terza giornata di campionato. Forte Marmi 3, Edil Fox Grosseto 1. Un saluto da Fabio Lubrani. Per quanto riguarda la gara odierna è tutto, ringraziamento a tutto lo staff di grossetosport.com che in collaborazione con Circolo Pattinatori Grosseto vi offre sul canale della Federazione Italiana di Sport Rotellistici le gare interne della A1. Grazie per l'ospite di giornata Gabriele Buffoni che tornerà in Versilia con 3 punti in più, lo lasciamo al suo lavoro. Ti ringrazio, è stato molto prezioso per noi. No, figurati, un piacere. E un ringrazio a Beatrice Ovelli alle telecamere che ci ha permesso di godere appieno della partita di questa sera. Da Grosseto è tutto, arrivederci e buon campionato a tutti voi.